Allora riprendo con questo secondo video l'argomento che riguardava appunto l'assessore Lorenzo Giorgi, perché mi si è interrotto la registrazione per una questione tecnica del mio cellulare, non so perché, ma comunque va bene, meglio così, faremo due piccoli video e riprendo da qui il discorso che facevo appunto sul fatto che era estremamente sconcertante vedere quello che veramente alberga nel cuore, nella mente di queste persone e cosa vorrebbero veramente, dove vorrebbero portarci, no? Pur di silenziarci, no? Sarebbero pronti a farci a tutti quanti un bel trattamento sanitario non appena alziamo la testa. E questo è terribile, no? Solo il pensarlo, solo anche velatamente lanciare questa minaccia è inaccettabile, no? È vigliacco, è proprio è immorale. Però lui ci ha provato, no? Però questo è il loro modus, no? L'abbiamo visto, questo modo molto estremista di fare politica. Abbiamo visto attraverso questo giornale, appunto Trieste Prima, no? Questi troll, questa gente di cui loro si circondano, hanno bisogno di circondarsi questa gente estremamente violenta, come sono violenti i loro discorsi. ehm, Gente che offende, che calunnia, che minaccia, che viaggia proprio a un livello bassissimo, no? Che si pone poi, no? Che provoca continuamente, cioè solo provocazioni, solo offese, solo insulti, no? È un po' come loro, perché poi quando si cerca di portare su un piano di concretezza, no? Di ragionevolezza, di coscienza, lì si perdono completamente. Cosa che si è cercato di fare anche con questo assessore Giorgi. Sulla mia pagina potete andare, sulla pagina della Voce della Luna, e vedrete le risposte che dà questo signore. Quando lo si mette a un certo punto spalle al muro, lui si difende semplicemente appunto dicendo che lui non ha la delega e che poi è come se lui non potesse venire qua autonomamente sulla gru e fare delle scelte morali, no? E etiche autonomamente. Ma quando io a un certo punto gli dico semplicemente che a un certo punto lui, se vuole fare veramente qualcosa di concreto per me, ha la possibilità di parlare con il suo sindaco, Roberto Di Piazza, e invitarlo ad accettare quella proposta fatta da questa emittente di locale Tele 4, che ha invitato sia me che lui a un confronto pacifico davanti alle telecamere, io ho accettato, non ho nessun problema, e mentre il sindaco glissa, si nasconde, si trincera e non dice niente. E questo la dice lunga. Insomma, dopo tutti questi giorni ormai avrebbe dovuto insomma già esprimersi. E invece non lo fa perché evidentemente ha qualcosa da nascondere. Allora, se il signor Giorgi tiene tanto alla verità, ha l'opportunità di invitare al sindaco a raccontare la sua verità, come io racconterò poi la mia verità davanti alle telecamere, e poi saranno i cittadini a decidere quale verità sia quella vera. Naturalmente fino adesso non si sono fatti sentire, poi questo assessore Giorgi si è dileguato immediatamente quando si va sul piano delle cose concrete, no, della verità, poi spariscono tutti, si dileguano. Ed è così, no, perché questa gente è così. Di solito lo sappiamo, no? Le persone violente, le persone
aggressive, i malvagi si comportano sempre così, finché possono ti sbranano e soprattutto cercano di sbranare chi è nelle posizioni più deboli, no? Come me, io sono qua un cittadino inerme in una posizione proprio più terrificante possibile e loro portano avanti questa tortura e inveiscono, no? Poi con questi loro troll, poi si circondano di questa gente. Io se fossi un politico mai e poi mai vorrei essere sostenuto da gente di questo livello morale e culturale. Mi vergognerei, cioè le persone, per fortuna le persone di cui mi circondo io, le persone che mi seguono, mi leggono, mi sostengono, sono tutte persone di grande spessore morale, culturale, etico, spirituale, persone che mai si porrebbero nei confronti di chi che sia in un modo così aggressivo, così offensivo, ma eppure questa gente ha bisogno, no, di questa corte di tifoseria ultras che spaventa, che serve poi a spaventare la gente, a dividere, a spaventare la gente, no? Questo è il senso di questo tipo di tifoseria. È ovvio che le brave persone, quando si trovano delle persone aggredite così, scappano, hanno paura, giustamente. E, e, si scappano, si defilano e così. E, però per fortuna, devo dire la verità, ci sono ancora tante persone che invece non si spaventano, io non mi spavento davanti a queste persone, anzi penso che vanno anche in qualche modo utilizzate, perché più loro si agitano, più ci danno la dimensione che quello che stiamo dicendo è giusto, perché se i malvagi si agitano vuol dire che i buoni si stanno muovendo. E, e buoni per fortuna ce ne sono tanti veramente anche in questa città e in giro per il paese, sono tantissime brave persone che io veramente, se uscirò vivo da questa storia, veramente vorrei abbracciarvi di tutti uno a uno personalmente, perché siete persone fantastiche, mi emozionate quando scrivete in privato, quando mi telefonate, vi preoccupate per me, ma non vi preoccupate soltanto per me a parole, anche a fatti, perché so che scrivete, telefonate, chiedete, vi informate, vi date da fare. Questo è bellissimo, perché comunque c'è tanta gente che ha capito che oggi è toccata a me, ma che domani toccherà a loro, anzi sta già toccando a tanta gente, a milioni di persone questa situazione, che è tanta gente che ha capito che non vuole politici di questa statura morale a gestire le cose di noi cittadini, ma vogliamo persone di una statura morale elevata, e quindi si danno da fare, perché ovviamente questo tocca a tutti, non solo tocca a me, io potrei chiamarmi anche Mario Rossi, è la stessa cosa, no? Io sono uno come tanti che si difende con le unghie e con i denti, e che non, e che sa che tutti i sistemi alternativi, no, hanno fallito, l'abbiamo visto, se siamo a questi livelli di decadenza non solo morale, culturale, ma anche economica, è perché proprio qualsiasi mezzo è risultato fallimentare, no? E quindi io non so se questo mio tipo di manifestazione mi porterà da qualche parte o mi porterà soltanto alla morte, non lo so, però almeno da qui posso provare a raccontarvi quello che vedo, quello che sento, e mostrarvi questa società da un'altra prospettiva. Spero almeno di essere stato utile a voi in questi miei racconti
dalla Gru Ursus, perché io penso sempre che non ci si può occupare, anche in queste situazioni così estreme, non ci si può solo occupare di noi stessi, come ho fatto anche d'altronde quando sono stato sulla Coppa di San Pietro, quando mi si è rimproverata di occuparmi troppo anche degli altri, no? Devo occuparmi più di me stesso, ma io trovo che sia immorale quando si ha la possibilità di avere un palcoscenico, soprattutto un palcoscenico così importante come quello della Cupola di San Pietro, utilizzarlo solo per parlare di se stessi, anche se si è nelle situazioni più drammatiche, perché in fondo e conto no, io mi sento gli altri e vorrei che gli altri si sentissero me. È per questo che quando ogni volta che mi trovo a parlare su un palcoscenico, mi occupo e mi occuperò sempre anche degli altri, dei miei simili. Non posso farne a meno, sarebbe immorale se non lo facessi. Ecco, allora vi abbraccio tutti, andiamo avanti così che vedrete che andrà bene, riusciremo a sfondare questo muro di gomma e di cattiveria umana. Buona serata e buon tramonto.